Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, da Giulio Cainarca e da Sammy Varin. Tutti qua insieme perché è grande festa oggi. Abbiamo il Leone di Cellino. Abbiamo il mitico cantante di Cellino San Marco, Albano Carrisi. Buongiorno signor Albano. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie. Buona primavera a tutti, ma che arrivi sta primavera. Allora, qui a Milano c'è anche il lì sole. Non è ancora arrivata. Qui c'è il sole, Albano. Allora, carissimo Albano, vorrei partire con te da una frase che tu pronunciasti a tuo papà Don Carmelo quando eri piccolo e che racchiude un po', sintetizza un po' tutta la tua vita. Tu dicesti: partirò, diventerò un cantante e quando tornerò costruirò una cantina per dedicarla a te. Quindi insomma è una promessa che hai mantenuto, perché sei diventato un cantante famosissimo, poi hai costruito una bellissima cantina a Cellino San Marco. Partiamo un po' proprio dagli inizi della tua carriera. Tu sin da piccolo suonavi, ho letto, la chitarra e cantasti una canzoncina, scrivesti una canzoncina, Addio Sicilia, giusto? Sì, perché a casa mia ovviamente erano periodi in cui non c'era radio, non c'era televisione, ma c'era la voce umana, quella di chi sapeva, che raccontavano storie. E la storia frequente in casa mia era questa della sorella di mio padre che era partita col suo marito, che era un siciliano, in Argentina prima della guerra, penso intorno all'anno 1930-35, ecco. E partivo, e io immaginai da ragazzino questo viaggio in nave con la Sicilia lasciata alle spalle, dove per Sicilia si poteva leggere anche Puglia, ma il luogo di partenza per loro era Catania, e quindi immaginavo questo viaggio in nave e lei che guardava all'orizzonte la Sicilia, quindi al proprio padre che spariva con l'ultimo lembo di fiume di fumo dell'Etna che era inghiottito dall'immensità del mare. Ecco, questa fantasia analizzandola dopo, ovviamente, perché lì era puro istinto, dopo ho fatto un'analisi del perché di questa canzone Dio Sicilia e la risposta l'ho ottenuta, e devo dire che il ragazzino ci sapeva fare. Benissimo. Senti Albano, poi tu a 17 anni insomma hai lasciato Cellino per andare a Milano. Che città hai trovato e hai incominciato a lavorare, ho letto, in un ristorante che si chiamava Il Dollaro qui a Milano, e poi di lì hai cominciato... Ero già ricco quando sono andato. Era di buon auspicio. Era di buon auspicio, invece, no? andai prima a fare il muratore, una settimana a Varese a fare il muratore, poi mi mandarono a Milano. A Milano dipingevo le porte di questo palazzo in costruzione e mi davano 4 lire quando arrivava. Non sapevo neanche chi fosse il mio capo, ma per me era importante sapere che stavo a Milano e che dovevo raggiungere il mio traguardo. Poi andai per fame, andai in un ristorante perché c'era scritto cercati aiuto cuoco, e quindi mi presentai come aiuto cuoco perché nella mia grande, immensa, incredibile ignoranza l'aiuto cuoco era quello che metteva la legna sotto sul fuoco per chi sapeva. Dico, non ero mai stato in un ristorante e cominciai a imparare il mondo dei ristoranti andandoci dentro. Però mi diedero lavoro, mi ricordo che feci 6 mesi, notte e giorno, senza un giorno di riposo, e non mi mancava riposo perché a casa mia eravamo abituati così, lavoro, quindi quando ti abituano a questo stile di vita niente più era una novità. Mi mandarono a casa quando mi tagliai mentre tagliavo la mozzarella, mi tagliai un dito. Ma niente, roba da sciocchezza. Però mi mandarono a casa. Quanto sono bravi e buoni. Ho scoperto anni dopo che siccome mi tenevano a nero, quindi era meglio eliminare. E quindi mi mandarono a casa per 15 giorni. E io felicissimo di questa vacanza, e anche per il agognato ritorno a casa per pochi giorni, ma ritornai a casa. E quindi ristoranti, e poi andai questo si chiamava Carminati, anche ristorante Ferrario ex Carminati,
Poi andai al bar commercio, sempre in Piazza del Duomo, e poi mi chiamarono lì al Dollaro, e lì ho passato un paio d'anni, insomma, era il 63, stavo già nel... 20 anni avevi? Avevo 20 anni, sì. Ecco, Pieno di, grazie a Dio, strapieno di energia. Ecco, sono Giulio, mi inserisco dopo Antonio nella conversazione con te, ci diamo del tu, ho visto, quindi facciamo prima. Ecco, no, dal tuo racconto, vedo sott'occhio un'intervista di ieri al Tempo di Roma, dove tu dici, a proposito tuo di Morandi e Ranieri, siamo 3 proletari di successo, no? Quindi tu sei un proletario di successo, ti definisci. Ecco, e quel racconto che tu stai facendo della tua vita lo testimonia, cioè duro lavoro e partire proprio dall'ultimo gradino della scala sociale, no? Ecco, quello che volevo chiederti, buttandola sul politico, questa tua gavetta, diciamo, ti ha fatto simpatizzare più per la destra o per la sinistra? Giusto per buttarla un po' in semplice. Con tutto il rispetto delle idee politiche, sappiamo quante ne sono passate idee politiche in Italia e nel mondo, no? Vedo che l'unica che resiste è la politica cristiana, religioso cristiana, e quindi io sono più portato per quel tipo di politica che non per le altre politiche dove io mi farò un po' di nemici, ho pazienza, dove il tipo di politica che meglio fanno è il litigio. Allora tu quando senti tanti partiti che uno sputtana l'altro, che l'altro sputtana l'altro, allora dici, ma io nelle mani di chi dovrei stare? Nelle mani di chi? E allora questo ti impone un po' di accortezza. Ecco, sempre in questa intervista tu ti sei definito come il Papa o il Presidente della Repubblica. Osservo ma non mi sbilancio. Oggi chi è che ti piace? Oggi chi è che ti piace? Ma non lo dico. Voglio farti sbilanciare, e questo è l'obiettivo mio. Non lo dico perché sai di essere sempre un personaggio, perché influenzare gli altri? Che tutti siano liberi di scegliere chi secondo loro è il personaggio giusto, perché qui ormai le idee politiche sono mosse, qui ci sono i bisogni sociali che bisogna accontentare e risolvere, soprattutto in Italia, che purtroppo l'hanno messa in ginocchio questa meravigliosa patria, l'hanno messa in ginocchio e non cambia niente, quello è il dramma, tutto passa e non cambia niente. Quando vedo nazioni come due passi da noi, sia ben chiaro, nazioni come la Croazia, nazioni come la Slovenia, nazioni come l'Austria, la Svizzera, la Germania, sono paesi che hanno subito anche loro la guerra come l'abbiamo subita noi, ma sono rinati perché c'è un'organizzazione, c'è una politica che si interessa veramente di un popolo, si interessa alla grande di un popolo. Litigheranno non lo so quanto, se di più o di meno degli italiani, però l'importante è che stanno facendo e hanno fatto una Germania ridotta sul lastrico dopo la disgrazia del nazismo, terminata alla grande. L'Italia c'è bisogno di un rinascimento, c'è bisogno di gente che proponga il rinascimento d'Italia. Ecco, a proposito... È una delle più belle nazioni al mondo ridotte in questo stato, che un cardinale deve scendere per accendere la luce, ma 300 persone che non so, sono delle cose ecco Albano, io sono Sammy, invece mi inserisco proprio su questo argomento. Tu hai detto alla fine la Chiesa, la religione cattolica, ma quando un elemosiniere appunto va a riattaccare la luce in quello che molti hanno additato come un vero e proprio centro sociale, che cosa dobbiamo pensare noi? Cioè, da che parte sta la Chiesa? Non è che la Chiesa adesso si è messa ad aiutare i centri sociali e chi non rispetta le leggi? La Chiesa sta dalla parte dei poveri da sempre, fin dai tempi degli antichi cristiani, che hanno pagato con tanti fiumi di sangue la loro esistenza, il loro credere. Quindi il gesto di questo cardinale io lo vedo bene, lo apprezzo. Sì. Perché
Sì. La colpa dei grandi non è giusto, di un certo tipo di politica non è giusto che caschi sugli ammalati, sui vecchi e sui bambini. Beh, Sugli abusivi no, però. Su chi non paga le bollette è un altro discorso, però. Come? No, dico, sugli abusivi che non pagano le bollette ma organizzano concerti, hanno la discoteca e tutto il resto, mi sembra un po' diverso. Questi non erano proprio gli ultimi degli ultimi, erano furbacchioni che hanno infranto la legalità. Non so esattamente gli errori di questi signori che stanno abusivamente lì. Già la parola abusivo mi dà fastidio. Però che per questo debbano pagare i bambini e i vecchi ammalati, questo no. E lo Stato dovrebbe intervenire, non un cardinale che va laggiù ad accendere la luce a questa gente. Non è giusto. Lo Stato c'è deve esistere. Dobbiamo vederlo in azione sempre. Allora Albano, torniamo, vuoi continuare a dire qualcosa? No, Allora Albano, torniamo un po' agli inizi della tua carriera. Poi tu hai conosciuto insomma Celentano, Adriano Celentano, hai conosciuto il produttore maestro Pino Massara, che poi ti ha aperto un po' la strada, giusto? Come si salta dal ristorante alla musica? Ecco. Allora, intanto io non ero andato solo per stare nei ristoranti, ma anche se consiglierei a ogni studente di andare a fare un paio d'anni nei ristoranti, perché tu studi filosofia, psicologia, sociologia, sì. e hai un animo sensibile e hai a che fare con tanti tipi di società durante l'arco di una giornata, che ti insegna molto di più di quanto puoi anche imparare. Sto sparando un paradosso a scuola. Fai l'università della vita in un ristorante, e io l'ho fatta, felice di averlo fatto, e poi ho conosciuto un sacco di gente, però ovviamente non ho mai avuto un dubbio nella mia vita che dovevo diventare cantante. Ero su questa terra per fare il cantante e ce l'ho fatta, e mi ricordo che quando ho letto poi il Clan Celentano cerca voci nuove, io mi sono iscritto, ecco. Mi hanno chiamato, ho fatto un provino, e il mio primo contratto discografico era con la CM Celentano Massara, Sì. sempre al Clan Celentano, e il mio primo contratto discografico è stato con la CM nel Clan Celentano. Certo, e poi tu hai debuttato non al Festival di Sanremo, ma al Festival delle Rose nel 1966 con Pino Donaggio. Il Festival delle Rose, ricordiamo Albano che cos'era? Era un festival che ha avuto solo 4 edizioni e si teneva a Roma, giusto? Era fantastico il Festival delle Rose, perché c'erano grossi personaggi. Ricordo che stavo a 2 passi da Polanca, che allora era un Dio in terra, il grande Claudio Villa, Gianni Morandi che presentava, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Sì. Ecco, questo è il Festival delle Rose di allora. E io vinsi il secondo posto perché dovevo cantare insieme a Pino Donaggio, ma siccome lui stava a militare, le altre sfere dove stava lui a militare, non so quale città, gli diedero il veto a venire al festival. Quindi da solista vinsi un secondo posto al Festival delle Rose. Questo Sì. era molto bello, di Pallavicini di Donaggio. Poi quel Festival delle Rose mi rimase nell'anima perché era la prima volta. Poi mesi dopo mi chiamarono al Festival di Malta e vinsi anche al Festival di Malta. Poi fece un tour con i Rolling Stones in Italia. Sì, benissimo. Senti Albano, poi c'è da ricordare anche la tua amicizia con Pippo Baudo, no? Perché tu hai debuttato anche a Sette Voci, che era un gioco musicale. Che ricordi hai di quegli anni? Erano gli anni della grande speranza, e quando vivi di speranza è come avere una carica di Dio, un'energia nuova, un'energia incredibile, la ricchezza dell'energia c'era. E l'ho vissuta bene perché ogni giorno c'era una novità, ogni passo era una novità. Quando mi chiamarono a fare Sette Voci e presentavo Pippo Baudo, avevo solo 4 canzoni incise e vinsi 4 volte di seguito. Ed era tutta
era tutto un movimento nuovo intorno a me, ecco il sogno che piano piano si stava concretizzando. Certo, invece poi tu ottieni il tuo primo successo con la canzone Nel Sole. Allora Albano, io sono andato in giro un po' tra la gente, no? Ho chiesto, Albano ha partecipato quante volte al Festival di Sanremo, molti non lo sapevano e tutti mi dicono Albano ha vinto con la canzone Felicità al Festival di Sanremo, quando non è così. Ci sarà. Con la canzone Ci sarà, però tu ottieni il tuo primo successo con Nel Sole, no? Raccontaci un po' questa canzone, come mai l'hai scritta e cosa appunto, perché il sole, ecco. Allora, tiro in ballo ancora il grande maestro Pino Massara. Sì. Avevo 2 canzoni, ne avevo tante, ma 2 sono piaciute tantissimo a Pino Massara. E lui disse, secondo me, se abbiniamo la parte minore alla parte maggiore del secondo brano sarà un successo enorme, e così fu. Quindi da 2 canzoni ne nacque una che si chiamava Nel Sole e strutturalmente, musicalmente vedevi le 2 dimensioni attraverso la musica, la dimensione della notte, della tristezza di quel momento all'esplosione quando il sole tornerà, ed è un movimento emotivo straordinario che ancora oggi fa lo stesso effetto sia a me che chi lo ascolta come in quell'anno 1967. A 4.800.000 visualizzazioni su YouTube, tanto per dirne una delle versioni di questa canzone. Sono numeri. Sono Giulio di nuovo. Volevo inserirmi per un'altra questione, perché Antonio ti sta facendo raccontare delle cose molto belle, interessanti, e continueremo ad ascoltare della tua vita, della tua carriera. Io invece ti volevo fare domande un pochino più così, un pochino più stupide, forse, o forse no, non lo so. Volevo chiederti il tuo giudizio. Tu hai conosciuto sia Bossi che Salvini. Di Salvini parli anche nell'intervista di ieri al Tempo, no? Tu dici Salvini è molto pragmatico, dici al Tempo, e l'ho incontrato una sola volta dai cinesi per promuovere il nostro vino, è stato di grande tempestività, si è attivato subito dopo l'incontro con i cinesi e i risultati si vedranno. Ecco, ti voglio dire, da un punto di vista così di impatto umano, tu sei psicologo, no? Perché hai detto prima, giustamente, io credo che sia molto vero quello che hai detto, che avere a che fare con la gente di un ristorante, magari facendo anche un lavoro inizialmente umile, ti fa capire tante cose della vita delle persone. Ecco, così ha impatto. Tu che opinione ti sei fatto come persone, se ce ne hai una di Bossi e di Salvini? Che diversità c'è tra i due, secondo te? Ma secondo me si basano su 2 verità. Uno ha promesso ciò che ha promesso e l'altro invece ha promesso ciò che ha promesso. È chiaro che partono da una postazione di uno contro l'altro. È proprio lì che è l'errore, secondo me. Se vogliono veramente fare uno con l'altro a favore dell'amatissima Italia, secondo me si risolverebbe in parte questo gravissimo problema dell'andamento politico in Italia. E qui mi fermo. No, ma io ti chiedevo un giudizio così proprio come impressione di personalità, diciamo. Secondo te sono diversi tanto Bossi e Salvini? Beh, sono diversi, sono nati diversi. Uno è nato con un'idea politica, alla Grillo, e l'altro è nato con un'idea politica di Bossi. Sono 2 mondi totalmente diversi. Ecco, la parola Padania, a te cosa ti fa venire in mente la parola Padania? Sai cos'è? Noi siamo prima feti e poi bimbi. E così la Padania adesso è intelligente, mentre si stanno spostando in tutta l'Italia. Perché non puoi pensare a un discorso come hanno fatto i catalani, come hanno tentato di fare i baschi. Cioè, l'Italia ormai è una, c'è stato versato tanto sangue per fare una Italia, e tale deve restare, senza voglia di dire qua facciamo la Padania o facciamo la Campania o facciamo la Trinacria, come si è tentato di fare durante il periodo del bandito Giuliano. Cioè, si è fatto l'Italia, difendiamo questa grande e importante
generosa realtà. Ecco, ancora due domande, poi rilascio la parola anche ad Antonio e a Sammy, naturalmente sono qui con me. Questa forse è una domanda veramente un po' stupida, però ti chiedo, secondo te qual è stato il cantante più sopravvalutato della storia e quello più sottovalutato invece? O il compositore, il musicista, insomma, non parlo dei musicisti in assoluto, ma del tuo campo, diciamo, nella musica cosiddetta leggera. Che poi leggera non è importante, lasciamo perdere le definizioni, però insomma, il più sopravvalutato secondo te è il più sottovalutato? Io dico che se un popolo dà una valutazione a un cantante, c'è sicuramente una ragione valida perché questo avvenga. E se è un bluff nello spazio di qualche mese, sono come le bolle di sapone, scoppiano e via. Se è una realtà rimane e accompagna i suoi ammiratori per un lungo viaggio nel mondo della musica leggera. Quindi sopravvalutati penso che non ce ne siano. E sottovalutati forse qualcuno c'è stato, come mi dà fastidio un Luigi Tenco, che era il grande compositore che è stato, però è ricorso a qualche cosa più grande di lui per lasciare un segno, secondo me, drammatico, secondo me assurdo. Tu per una canzone non puoi prendermi solo a fatti, però certo. Ognuno è padrone della sua vita e ne fa quello che vuole. Prima di ricambiare, non riesco a capire poi dopo è stato valutato per quello che era, perché non hanno fatto un po' anche sopravvalutati. Vogliamo parlare di Totò che è stato un grande, un geniale, la critica su Totò è sempre stata, si è comportata malissimo. Sì. Malissimo. Vabbè, forse solo Pasolini del bel mondo intellettuale lo ha compreso e lo ha chiamato, no? Aureola di santità comica, ecco, definiamola così. È un geniaccio, eppure è stato crocifisso il povero Totò. Lascio spazio adesso anche ad altri ospiti che so che ci sono arrivati, però volevo chiedere una cosa velocissima ad Albano, perché prima ha fatto riferimento al paese in ginocchio, l'Italia attuale, no? Dicevi prima, insomma, tu sei la testimonianza vivente di un'Italia che era quella del boom, sostanzialmente, cosiddetto, no? Facendosi, come dire, facendo una gran fatica, lavorando, eccetera, sei riuscito ad avere un grandissimo successo, a diventare quello che sei. In altri campi tante persone ce l'hanno fatta e ce la fanno ancora. Ecco, secondo te questo paese è veramente in ginocchio? Perché tu hai fatto prima un riferimento agli altri paesi che secondo te stanno meglio di noi. Tutto sommato... Rivolgo io a te questa domanda. Secondo te come sta il nostro paese? Sì, è la verità purtroppo, però c'è stato anche un grande progresso rispetto a quegli anni, no, del dopoguerra in avanti. Abbiamo fatto dei passi avanti comunque negli anni. Adesso tu come la vedi? La vedi come un regresso con la situazione di oggi o cosa? Cioè come un passo indietro, no? Stiamo facendo passi indietro, che è la verità dal 2008. Sì, e 4 indietro, 2 avanti e 4 indietro. Quindi stiamo sempre con 2 passi indietro, in buona sostanza. E ripeto, proprio vedendo la realtà degli altri paesi che ci circondano. Certo, non parlo di Libia, non parlo di altri paesi dove hanno tentato le famose primavere arabe, ma parlo dell'Occidente. L'Italia sta a livelli greci, a livelli che non dovrebbe stare. Abbiamo una grande... Ma mi sai dire perché ormai negli ultimi 20 anni tutte le grandi aziende, tutti i grandi nomi che hanno fatto grande Italia ormai appartengono o ai francesi o ai tedeschi. Abbiamo svenduto l'Italia. Per fortuna c'è ancora il Vaticano che non si svende. Va a riaccendere i contatori. Allora, Albano, abbiamo con noi ospite Paolo Tiramani, che è il deputato della Lega, capogruppo della Lega in Commissione Vigilanza RAI. Albano, tu ieri appunto hai rilasciato un'intervista a un giornalista del Tempo dove dici che per il prossimo festival potresti appunto essere pronto per la conduzione, per la direzione artistica, giusto? Confermi? Pronto?
Sì, allora Albano, prima di farti parlare con Paolo, vediamo anche lui cosa ne pensa. Io sono andato abbiamo organizzato una lobby, hai capito? No, è una lobby, è un gruppo di pressione che stiamo organizzando adesso per far sì che il nostro esatto, direttore artistico. Però le influenze che hanno preso i redini ci arrestano tutti. Ma lobby che non sono all'oscuro, sono proprio trasparenti, in diretta radio, no, in diretta. Senti Albano, però anche la gente si è espressa in modo favorevole a te per la conduzione. Sentiamo le interviste. Noi vogliamo assolutamente strumentalizzare la funzione pubblica del deputato Tiramani per un fine privato, cioè a favore di Albano. Grazie per il nuovo avviso di garanzia, esatto. A tutti noi, perché ci piace frequentare l'area delle procure. Carissimi amici, allora signora Albano oggi ha detto che vorrebbe condurre il prossimo Festival di Sanremo dopo tanti anni. Dato che l'hanno condotto anche altri cantanti, perché non lui? Ecco, ma a lei piace Albano e le sue canzoni? Insomma. Sì, lei è del sud? Fan, sì. È pugliese lei? No, sono calabrese. Calabrese. Quindi lei cioè, voglio dire, condivide la scelta di Albano? Sì, e perché no? L'hanno fatto già altri, lui è molto bravo. Certo. Quindi perché no? Ma qual è la canzone che le piace di più? Ma sono tutte belle orecchiabili le canzoni di Albano e Romina, specialmente attraggono sempre tutti. Insomma, ecco, quante volte ha partecipato Albano al Festival di Sanremo? Lei lo sa? No. E qual è la canzone con cui ha vinto? Non lo sa. Felicità forse? No. Ci sarà. E ha partecipato ben 15 volte. Ah, addirittura? Sì. Non so gli altri cantanti se ha superato il record di altri cantanti. Però è un... Va bene, allora quindi Albano può condurre Sanremo. Per me sì. Benissimo. E se con Romina ancora meglio. Va bene, grazie. Ecco, allora Albano, questo era un campione. Che ne pensi di quello che diceva? Ma quante ne hai raccolte? Parecchie. E tutti dicono ok? Sì, dicono ok. Albano. Voci di popolo, voci di... Certo. Allora sentiamo anche Paolo, che ne pensa? Paolo. La voce di deputato. No, io farei un bel connubio, Christian De Sica che presenta e conduce, Albano direttore artistico, un revival potente. Sì, benissimo. Albano, che altro vuoi chiedere al nostro Paolo? Che cosa vuoi chiedere al nostro Paolo? Ma visto che mi state intervistatemi rispondo. Io non avrei niente da... Sai cos'è? Quando è bello stare diviso, e allora hai delle reazioni sicuramente diverse, ma con tanti chilometri di distanza, ma per fortuna riusciamo anche a comunicare, diventa difficile chiedere. Allora faccio una domanda diversa. Che cosa potrei chiederti, Paolo? Io vorrei sapere dalla voce critica, visto che io sono ancora più critico, cosa ne pensi di questa Rai nell'ultimo anno? Cosa cambieresti e che palinsesti daresti bene? Sappiamo che Mamma Rai è un elefante ormai, ingigantito dagli anni, ingigantito dalle esperienze, anche se si avvicendano sempre volti nuovi, il sistema è sempre quello. Io devo realizzare per esempio qualche cosa di veloce, devo andare al canale 5, perché se aspetto i tempi della Rai posso invecchiare. Tra l'altro andrai in onda su Canale 5 intorno al 20 maggio, data del tuo compleanno, auguri in anticipo, Albano, il docufilm È la mia vita, no? Esattamente, io ricordo un fatto importante che lo dico. Erano gli anni in cui era il 2000-2002, se non vado errato, feci 4 show per Rete 4 e ebbero un successo pazzesco. E allora mi chiamò uno dalla Rai e mi dice: ma questo avresti dovuto farlo con la Rai, perché tu sei un personaggio Rai, sei nato con le canzonissime, i Sanremi. Dico: ah sì, ma perché non mi fate delle proposte come mi hanno fatto loro invece? E la risposta non c'è stata. Pazienza, ma continua ancora a essere così purtroppo, capito? Allora, tu hai detto Canale 5 o comunque fuori dalla Rai, perché sennò faccio in tempo a morire prima di realizzare i progetti con la Rai. Mentre invece politicamente Berlusconi come lo vedi? Ha ancora qualcosa da dire oggi, nonostante la sua età? Ormai è un uomo, insomma, è del 36 Berlusconi.
lottatore che nonostante tutto continua sempre a ruggire, a fare il leone come solo lui lo sa fare. Il leone di Cellino e il leone di Arcore. Il leone di Arcore. E con tutto quello che ha passato, ancora lì ruggente come non mai. Come lo vedo? Ha le sue idee, ha creato un partito, ma purtroppo ha avuto dei compagni di viaggio che lo hanno anche un po' tradito, ma questo è successo già ai tempi di Cristo. È un lottatore, chiamiamolo lottatore. Però la cosa bella è che predica la democrazia, la cosa bella è che io l'ho conosciuto e devo dire che è una persona straordinariamente valida, ed è tutto visto dal mio punto di vista. E mi pare che abbiamo 3 minuti di pubblicità, ci fermiamo per un minuto soltanto. Un minuto. Albano, solo un minuto e torniamo insieme. Non lo fate cantare Albano, no? Certo, Oh, che lo dopo. facciamo cantare, Adesso eccolo qua, anzi no, sentiamo. aspetta. Tanto forte. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Di musica e non soltanto, quest'oggi su RPL in diretta Albano Carrisi. Beh, Albano, una domanda sulla musica ci vuole. Mahmood, come va? Canzone tormentone che sinceramente personalmente a me piace tantissimo. Subito dopo poche ore che l'avevo sentita immaginavo che avrebbe vinto, si sarebbe classificata, ma sarà Mahmood a rappresentare l'Italia all'Eurofestival. Ma
un altro Albano non si trova proprio, non ce n'è. La melodia dove è finita? Il rap, cosa ne facciamo di questo rap che troppo spesso propaganda violenza, sesso, soldi, e questo è il futuro che diamo ai nostri giovani? Albano. Allora, sono d'accordo con quello che tu hai detto, però bisogna anche sapere che la musica, e lo sappiamo tutti, è l'espressione dei tempi che si vivono nel momento in cui si vivono. Se pensiamo a Beethoven, se pensiamo a Handel, se pensiamo a Giuseppe Verdi, al grande Puccini, poi per scendere ancora giù verso il grande Claudio Villa, Enrico Caruso, per arrivare a Modugno, la musica cambia secondo i tempi. Volare, ricordo che è stata la rivoluzione nel campo della musica leggera italiana. Modugno non aveva una grande voce, però aveva una voce personalissima che lo faceva e lo ha fatto diventare grande nel mondo. Mahmood è l'espressione di questi tempi, non c'è da recriminare o da farsi domande. È l'espressione di questo tempo, e visto che ha anche successo, ha ragione lui. Certo, senti, come va? Ma ricordi che è stato il primo a lanciare questo come va? Sì. Chi è Albano, stato? Chi è stato? Chi? Chi era? Chi fu? Come va? Tutto ok? Sei tu! Infatti, ciao, come va? Cazzo, t'ha copiato! Senti, Ha ripetuto. Albano, ma tra le tue canzoni, no? Qual è la tua preferita? Come chiedere a un padre qual è il figlio Quella preferito. che canti più volentieri, ecco. No, ma le canto tutte volentieri perché fanno parte del mio io, quindi anche queste sono le espressioni di tante epoche che ho attraversato, perché ho 55 anni, non avrò cantato le canzoni, però le più belle sono quelle che hanno avuto meno successo, secondo me. Ecco. E secondo me ero anche avanti con i tempi, ma si paga un po' lo scotto dello stare avanti, si paga lo scotto. Benissimo. Poi arriva un brano come Felicità, penso che è un successo eccezionale, lo canto e lo è diventato internazionale. E ancora oggi, appena attacco le prime note di Felicità, io mi stupisco della reazione incredibile della gente. E lì siamo nel popolare bello, ma nel popolare internazionale, che è ancora più interessante. Certo. Conosci brani tipo Un sasso nel cuore, sono brani tipo Risveglio, sono brani 1961, Il bambino non è più re, che se qualcun altro vorrà qualche giorno fare una passeggiata attraverso le note che ho inciso, che sono veramente tante, 500 canzoni incise, scoprirà delle perle straordinarie che stupiscono anche me. E anche lì mi trovo un po' per certi versi come Totò, martellato per molti anni, ma alla fine devo vincere io. Allora, intanto salutiamo Paolo Tiramani che torna a lavorare. Paolo, allora aspettiamo Albano a condurre Sanremo, dai. No, ma ti voglio fare una battuta. Ha detto faccio tempo a morire prima di tornare ai Rai. Hanno contrattualizzato Sandra Milo con 86 anni, c'è spazio per tutti. Grazie Tiramani, buon lavoro. Ciao, buona giornata. Allora, adesso c'è anche una battuta sull'agricoltura, mi pare. Sì, Albano, parliamo un po' di agricoltura, perché con te è inevitabile parlare di agricoltura. Il mio primo grande rapporto di odio e amore, l'agricoltura. Ecco, allora tu... La mia fortuna è stata l'agricoltura che mi ha fatto vivere mio padre. E allora tu che cosa facevi da piccolo, insomma, con tuo papà Don Carmelo, no? Raccontaci un po'. Facevo tutto quello che facevano i miei paesani. Svegliataccia, a volte dormendo mio padre ci caricava sul traino, a me e mio fratello, si arrivava in campagna e a lavorare.
fino al calare del sole per poi ritornare a casa. Certo, si frequentava anche la scuola, ho frequentato l'istituto magistrale fino al secondo anno, però anno dopo anno nasceva dentro di me la voglia di evadere, la voglia di uscire fuori da quel tipo di seminato e sociale e mentale che non mi stava stretto. Ricordo la prima volta che sono andato a Milano, la gioia incredibile, intanto il viaggio, perché quel viaggio me lo sono fatto. C'è un discorso è studiare la geografia sui libri di scuola, un altro è attraversarla, toccarla dal vivo. Quindi il viaggio Brindisi-Milano per me è stato il toccasana. Poi a Milano la realtà di un mondo che non conoscevo, di una lingua che non conoscevo. Quindi da Matrava, da Via Chiù, Terun. Poi l'ha imparata benissimo. Cristo me ne pronuncio bene, ma non capivo che cacchio volesse dire. Piano mi hanno fatto pure la traduzione. Senti, E ovviamente io mi sento milanese al 50% perché Milano è stata la città che mi ha permesso di coronare il mio grande sogno. ecco, A Milano sono nate le più belle canzoni, tra cui anche Nel Sole. A Milano è nato il mio successo, è tutto dire. Quindi ho una devozione a quella città totale. Poi che dirti, vivevo da contadino, neanche povero contadino, si può dire. Quella povertà, quella miseria che mi inseguiva, che aggrediva giorno dopo giorno, faceva un po' male. Quando ho cominciato a realizzare, ascoltando di nascosto dei discorsi di mia madre e mio padre, che dicevano quest'anno abbiamo fatto solo 800.000 lire in 4 persone e un mulo che lavorava insieme a noi, e se no io devo cambiare questa storia qua, non può andare avanti così. certo. Quindi quando hai costruito la cantina? Quando hai costruito la cantina giù a Cellino? Ho costruito la cantina e dissi me ne vado, ma sappi che tornerò e costruirò la cantina e il primo nome il primo vino avrà il tuo nome, Don Carmelo. Lo nominai Don. Buonissimo. Niente a che vedere con i preti, niente a che vedere con la nobiltà, niente a che vedere con la mafia, Don perché se lo meritava. Ecco. Era un suono straordinario per una persona veramente straordinaria, un faro che è stato nella mia esistenza, mio padre e anche mia madre. Senti, a proposito di agricoltura, noi la mettiamo anche sul politico, si stanno avvicinando le elezioni a fine maggio e si sceglierà che Europa vorremmo per il futuro. Secondo te l'Europa che cosa sta facendo? Che cosa ha fatto per l'agricoltura? Ha migliorato la vita dei nostri contadini o l'ha peggiorata? Un'evoluzione c'è stata, si vede. Io ricordo da ragazzino tutti i grandi filari di persone con il loro traino, il loro cavallo che si avviava. Oggi è tutto trattori. È migliorata. Prima il lavoro era duro nelle campagne, adesso sempre con un trattore, mentre prima si faceva un filaro alla volta, ma portando l'acqua dal pozzo fino alla pompa dove... Mamma mia, se ci penso mi vengono ancora i sudori addosso. Adesso con un trattore passi 7, 10, 15 ettari al giorno e l'evoluzione c'è, grazie a Dio l'evoluzione c'è. Però siamo anche inondati da prodotti non particolarmente controllati, ecco, anche il vino, sai che insomma si beve quello della Comunità Europea a basso prezzo. Il prezzo del vino dovrebbe essere veramente regolamentato, compreso anche il prezzo dell'olio. Non si può comprare una bottiglia di olio a 2,5 euro, non compri neanche la bottiglia vuota. Lì ci vuole sempre l'apporto del governo, un'attenzione particolare a chi vuole fregare il prossimo, un'attenzione particolare a chi non rispetta le regole dell'umanità, perché l'umanità sta su queste terre per essere tale, non affinché la disumanità ne approfitti dell'umanità. E sono disumani tutti coloro che inquinano, che sporcano, che fanno i furbi sui prodotti, gli andrebbero tagliate le mani. Albano, oggi tu sei a Cellino, no? Quindi stai lavorando nella tua terra oggi o no?
Allora, oggi la sto mirando perché ieri c'è stato una specie di un bifraggio qua, sembra come si potrebbe dire, c'è mezza acqua e mezza terra. Vedo, quindi l'ammiro oggi, in attesa che il terreno si assorba tutta quell'acqua che è caduta per poi ricominciare a iniziare a continuare i lavori. Adesso bisogna stare attenti ovviamente alla peronospora, perché dopo la grande pioggia e un po' di sole nasce inequivocabilmente questo batterio della peronospora. Già per esempio è caduta tanta grandine, ha distrutto buona parte dei raccolti delle ciliegie, le ciliegie ferrovie, le ciliegie sono pronte per andare a invadere le tavole di tutti gli italiani, e invece state fare i conti sempre con il tempo, ecco. Certo. Senti Albano, torniamo a parlare di musica, perché ci ha raggiunto al telefono Alessandro Morelli, capogruppo alla Camera in Commissione Trasporti, che ha appunto presentato una proposta di legge per una maggiore diffusione della musica italiana nelle radio. Ciao Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ad Albano e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, Alessandro, raccontaci un po' la tua proposta di legge, cosa prevede, ecco. È una proposta che, come sapete, ha creato molte polemiche, perché noi proponiamo sostanzialmente che le radio possano diffondere almeno un terzo del proprio repertorio di musica italiana, e di questo terzo il 10% dedicato a giovani autori, piccole etichette. Insomma, vorremmo che il muro di gomma creato dalle major, da quelli che insomma bloccano sostanzialmente il mercato, si aprisse, e quindi dare la possibilità ai giovani di avere maggior risalto, anche perché oggi noi siamo fieri di avere un biglietto da visita come Albano in giro per il mondo, ma Albano e tanti altri logicamente che sono veramente dei nostri ambasciatori dell'Italia all'estero, perché ricordiamo che la musica è cultura, la musica sono sentimenti, sono momenti, sono insomma luoghi, città, e quindi descrivere l'Italia in giro per il mondo è una cosa assolutamente positiva, e noi vogliamo che sia così anche per i prossimi anni. Ecco, sentiamo Albano. Albano, tu ti sei espresso a favore di questa proposta di legge, giusto? Beh, questa è una proposta di legge che finalmente sta arrivando anche in Italia, ma in Francia e Germania esiste già da tempo. Cioè, è giusto, sacrosanto difendere il prodotto nazionale, perché produciamo in Italia con musicisti italiani, con sale di incisione italiane, e non vedo perché poi noi dobbiamo essere sempre stare in attesa. Io per anni ho avuto più successo all'estero che in Italia, per questa ragione, perché non c'era una legalità nella maniera di presentare i propri brani. Cioè, andavi poi a Sanremo, dove si nasceva una certa equità, però non devi sempre aspettare Sanremo per il miracolo, no? Produciamo anche oltre e dopo Sanremo, o prima di Sanremo. Vero. Alessandro, vogliamo chiedere qualcosa ad Albano, Alessandro Morelli? Io devo semplicemente ringraziare Albano, perché come ho più volte dichiarato, una delle, il seme, visto che avete parlato giustamente di agricoltura, mi allaccio a questo argomento. Il seme che ha iniziato il percorso di scrittura di questa legge deriva proprio da un caso fortuito, quando qualche anno fa, andando in Russia vi ricorderete il primo viaggio di Matteo Salvini a Mosca, proprio a Mosca vidi un enorme cartello 6x3 che promuoveva il prossimo concerto di Albano da quelle parti, e io sono rimasto veramente colpito da questa cosa, perché sapete, il cittadino medio non ha ben chiaro quanto vale la musica italiana all'estero, e soprattutto, lo ribadisco, la cultura che la musica porta all'estero. So che in questo periodo ci sono anche dei problemi politici che riguardano l'Ucraina e quant'altro. Questo dimostra quanto veramente attraverso la musica si possa fare promozione. Il nostro auspicio è che si faccia promozione positiva dell'Italia. L'Italia è famosa nel mondo per una serie di eccellenze, la cucina e l'agroindustria per prime,
ma sicuramente la nostra storia, la nostra cultura, i nostri monumenti, le bellezze naturali, dalle Alpi ai mari di Sicilia e Sardegna e non solo, chiaramente. Insomma, la musica è uno dei nostri biglietti da visita nel mondo che noi dobbiamo sempre più promuovere, soprattutto guardando al futuro, perché appunto le giovani generazioni speriamo possano uscire da questo momento, diciamo, difficile, perché ad Albano sarà capitato di sentire quelle, chiamiamole pseudo canzoni, però questa è una mia personalissima idea, che oggi vanno tanto di moda, soprattutto sui siti web. Albano, Dimmi. quindi basta taroccate dal punto di vista alimentare, dal punto di vista musicale, ce la possiamo fare Tiriamo fuori il vero valore italiano, tiriamolo fuori che c'è, lo stanno semplicemente facendo assopire, ma io conto e spero e sono sicuro che prima o poi il risveglio, un nuovo rinascimento ci sarà in Italia, ci deve essere. Non mi arrendo. Grazie mille ad Alessandro Morelli per essere intervenuto qua. Ciao Alessandro. Grazie a voi, grazie ad Albano, che finalmente uno che con grande coraggio ci ha messo la faccia. Grazie Albano. Allora Albano, stiamo quasi per chiudere la nostra intervista. Raccontaci un po' quali sono i tuoi progetti, il tuo tour, quando inizia, e so che tu poi hai scritto anche l'inno internazionale del judo, perché parteciperai, non so, ai mondiali del judo a Tokyo. Raccontaci un po'. Dunque, io sono ambasciatore del judo nel mondo. Giorno 23 e 25 di agosto, in quel di Tokyo, Giappone, canterò per Putin in occasione di questo grande meeting mondiale sul judo. E poi altre, insomma, quest'anno devo toccare Australia, Tokyo, Cina, Russia, Canada, Stati Uniti, Germania, Austria, Spagna. Non c'è male, sono messo e comunque... è la salute che mi accompagni soprattutto. Ecco, comunque ti rivedremo presto su Canale 5, no? Intorno al 20 maggio, giorno del tuo compleanno, con un tuo docufilm, no? È appetito è la mia vita e vedrai che quadro ne uscirà fuori. Una cosa veramente interessante. Benissimo. Ci ho messo l'anima oltre la pace. Allora Albano, ti ringraziamo per essere stato qui con noi, per essere stato così disponibile, e grazie mille, buona giornata. Albano, sempre in tour, mi raccomando, ti seguiamo. Il mio tour è iniziato nel 1976 e non ho mai smesso. Grande. Grazie mille. Ciao Albano, buon lavoro. Ciao, ciao. 2, 3.
Carrisi ha detto che il prossimo Festival di Sanremo vorrebbe essere, per il prossimo festival vorrebbe essere lui il direttore artistico, anche condurlo. Lei che ne pensa? Oggi c'è Albano con noi in radio, No, io penso che Domani, cioè. ha i titoli per farlo. Lo fanno cani e porci, non lo può fare lui. Questo che vuol dire? Senta, ma No, qual è la nel canzone senso. che le piace di Albano? Il sole. Come? Il sole. Nel sole. Lo sa che è la sua prima canzone questa? Lo so, con la moglie, sì. Mi No, piace solo. moltissimo la sua voce. Ecco, ma sa qual è la canzone con cui ha vinto? Al Sì. Festival di Sanremo? No, questo non lo so, non me la ricordo. Ci sarà. Ah, ci sarà quello insieme con Romina, sì. E quante volte ha partecipato, lo sa questo? 6 o 7 mi sembra. No, 15. 15, ancora più degli altri. Sì, quindi allora alla fine che cosa gli diciamo? Di condurlo? Per me sì. Benissimo. Una voce tra 1000 però, non lo so. E con chi vorrebbe vederlo accoppiato sul festival? Da solo, sul palco? da solo. Senza nessuna partner femminile? Ah, per la conduzione Sì. dice. E con Romina magari, che le fa da spalla. Va bene. E dall'altra parte la Lecciso, 2 donne, no? No, vabbè, No, vabbè, questo non una lo- per volta. Va bene, grazie, Niente, arrivederci. salve. È la persona giusta che ti brindisi. Allora, ecco, allora, carissimi amici di RPL, oggi come sappiamo appunto in studio Albano, ospite in diretta telefonica. Allora signora, Albano ha detto che vuole condurre il Festival di Sanremo, dopo Gianni Morandi, dopo Baglioni, secondo lei tocca a lui? Beh, penso proprio di sì, perché a me piace e è bravo. Lei di dov'è? Pugliese, dei Brindisi. Di Brindisi, ma lei mai è stata ad Albano a Cellino? Mai. L'ho sempre visto da lontano, ma non sono stato mai. Senta, ma lei lo sa che l'Ucraina l'ha inserito nella lista nera delle persone? Beh, questo non lo so. Non lo sa. so. E che produce degli ottimi vini? Questo sì. Un nome di un vino di Albano? Ma non lo so. Non... Don Carmelo. È buono, infatti ho sentito parlare. E anche il Platone è un altro vino buono. Con chi vorrebbe Albano sul palco dell'Aris? Beh, io con Romina. Ecco, benissimo. E un'altra donna che non sia Romina sul palco? Una conduttrice, ecco. Un'altra, sì. Però io preferirei una bella coppia. Va bene. Quella che c'è stata sempre. Va bene, grazie. Siamo con una signora. Allora, signora, il Festival di Sanremo, secondo lei può condurlo Albano? Perché oggi, anzi ieri, ha detto che vorrebbe condurlo. No. Non le piace? No? Perché? Per Sanremo no. Perché? Come mai? Perché è più cantante che Presentatore. sì. Ecco, che canzone le piace di Albano? Tutte. Una? Non c'è. Felicità sa come fa? Sì, quella è bellissima, ma mi piacciono tutte, non posso dare un... Con che canzone ha vinto Albano al festival, lo sa? No, Ci sarà. Ha vinto con quella canzone. E secondo lei perché ha lasciato Cellino? È venuto a Milano, eh? Lei è di Milano? Io ho lasciato Viterbo per venire a Milano. E perché? E perché una volta si stava meglio in città. Ma poi è tornata più a Viterbo? No, una volta all'anno. Però Albano è tornato sempre in Puglia. È perché è bravo. Ha saputo tenere amministrare, certo. la sua terra d'origine. Esatto. Va bene, ok, grazie. E ringraziamo di nuovo Albano Carrisi per essere stato qui con noi questa mattina. Abbiamo sentito altre interviste che ho realizzato ieri pomeriggio tra la gente. Adesso ascoltiamo l'intervento del ministro Matteo Salvini dalla splendida terra veneta, da Arzignano in provincia di Vicenza, dove una signora ha regalato al ministro una rosa. Grazie alla signora, scrive Salvini, che mi ha regalato una rosa al mio arrivo ad Arzignano in provincia di Vicenza. Non importa se tutti ci attaccano, questi segni di affetto mi ripagano di tutti gli sforzi. Sentiamo cosa ha detto pochi minuti fa il ministro Salvini. Grazie a voi. No, non ci sono grandi uomini, siamo persone normali con difetti, tutte le persone normali che stanno cercando di fare cose normali, perché questo paese aveva bisogno di normalità, magari sì, un po' di coraggio. Ci eravamo impegnati a bloccare gli sbarchi degli immigrati clandestini, abbiamo ridotto del 90% gli sbarchi di immigrati clandestini in questo paese, perché non se ne poteva più anche in provincia di Vicenza.
perché ci dicevano che stavamo accogliendo donne e bambini che scappavano dalla guerra, ma in giro c'erano un sacco di ventenni robusti col cappellino, il telefonino e le scarpe da tennis che non facevano niente dalla mattina alla sera o magari spacciavano droga. E quindi questi li rimandiamo a casa dal primo all'ultimo, perché non abbiamo bisogno, anche per rispetto dei tanti immigrati regolari e per bene che sono qua, pagano le tasse, mandano i figli a scuola, hanno rispetto e danno in cambio rispetto. Il problema non è il colore della pelle, il problema sono le persone per bene e le persone per male. E ne avevano fatti sbarcare 700.000, fra cui moltissimi delinquenti. E quindi abbiamo bloccato questo traffico di esseri umani che significava un sacco di soldi per alcune cooperative che si stavano arricchendo con milioni e milioni di euro. Altra promessa mantenuta, sempre parlando di sicurezza, è legge dello Stato la legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua, nel suo negozio. È un diritto. È un diritto. Sacrosanto diritto, perché prima era più difficile difendersi e poi andavi a processo e poi dovevi addirittura risarcire i parenti del povero rapinatore ferito. Dimmi te, mi entra in casa uno e devo preoccuparmi poi di risarcire i parenti di sto tizio che è entrato in casa mia di notte. Una roba che non sta né in cielo né in terra. Sul lavoro e sulle tasse l'orgoglio, anche prima in piazza Montecchio, di aver stretto la mano a tante donne e a tanti uomini che mi hanno detto grazie perché abbiamo mantenuto quello che avevamo promesso, cominciando a smontare quella schifezza della legge Fornero, restituendo diritto alla vita, alla pensione, al lavoro, al sorriso, alla speranza, a tantissimi, unendo due utilità, restituendo il diritto alla pensione a qualcuno come il signore che ho appena incontrato che era in fabbrica da 42 anni e quindi dopo 42 anni di fabbrica tira fortunatamente, meritatamente un po' di respiro, e al posto di quel signore comincia a lavorare un ragazzo vicentino di 20 anni che altrimenti sarebbe rimasto a casa che chissà per quanto tempo, magari sarebbe andato all'estero. Quindi diritto alla pensione, diritto al lavoro. Sulle tasse siamo partiti dai piccoli, partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori. Il territorio vicentino è fondato sul piccolo. Quest'anno se fatturi fino a 65.000 euro paghi il 15%, secco, non una lira in più. Infatti hanno aperto 200.000 nuove partite IVA in quest'anno, perché c'è tanta gente che ha detto ci provo. Lo Stato mi chiede solo il 15% e allora ci provo, mi metto in gioco, anche perché non può essere lo Stato a dare soldi, posti di lavoro o redditi a tutti quelli che passeggiano per strada. Bisogna ridurre le tasse alle imprese, perché sono le imprese che creano lavoro e che danno ricchezza. E quindi su questo andremo fino in fondo per entrare in casa di tutti, famiglie e lavoratori dipendenti. Altra promessa mantenuta su Equitalia: stiamo rottamando centinaia di migliaia di cartelle esattoriali di Equitalia che stavano rovinando la vita a milioni di italiani, che pagheranno il giusto senza more, interessi, sanzioni, controsanzioni, perché a volte quella cartella da 30.000 euro diventava di 40, di 50, di 60.000 euro e tu eri rovinato per tutta la vita. E anche qua stiamo restituendo dignità a tante persone che l'avevano persa. Sulla scuola stiamo investendo. Entro questo mese viene approvata la proposta della Lega di finanziare le telecamere negli asili nido, nelle scuole materne e nelle case di riposo per proteggere bimbi, disabili e anziani. È già stata approvata la legge che riporta l'educazione civica sui banchi di scuola come materia di studio obbligatoria, per riportare un po' di rispetto, un po' di regole, un po' di saper vivere insieme, quel saper vivere insieme che io ho toccato con mano per ore con orgoglio sabato in mezzo a centinaia di migliaia di alpini che hanno invaso la mia Milano. Una cosa stupenda. Sempre e comunque viva gli alpini, che sono un modello di civiltà, generosità, sacrificio, rispetto. E proverò fino all'ultimo, anche se sono da solo, se siamo da soli a sostenerlo, a reintrodurre qualche mese il servizio civile, servizio militare per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, magari proprio nel corpo degli alpini. Sacrificio, regole, onore, disciplina, rispetto, generosità, quindi che per qualcuno a sinistra sono valori ormai un po' superati, mentre per quello che mi riguarda ai diritti si accompagnano i doveri.
perché una generazione che ritiene di avere solo diritti e nessun dovere non va molto lontano. Quindi in bocca al lupo per la scelta del sindaco, squadra che vince non si cambia, e fate un applauso perché fare i sindaci di questi tempi non è la cosa più facile del mondo. E poi il 26 maggio dateci una mano a cambiare l'Europa. Come stiamo cambiando l'Italia, con 1000 difficoltà, con coraggio, con determinazione, dateci una mano a cambiare l'Europa, perché magari uno sta passeggiando per il mercato di Arzignano, ci sente da lontano e dice sì vabbè, ma a me cosa me ne frega dell'Europa? L'Europa ad esempio con la direttiva Bolkestein ha rischiato di cancellarli i mercati delle nostre città, perché li metteva all'asta, e la Lega e questo governo hanno bloccato questa direttiva europea che altrimenti avrebbe cancellato il commercio ambulante dalle nostre città. Andatelo a chiedere ai ragazzi e ai ragazzi che stanno lavorando lì che rischi hanno corso per colpa di una direttiva europea folle. L'Europa entra in banca e per la prima volta in questo territorio ne sapete qualcosa. Per colpa di una direttiva europea, se salta una banca non pagano più i banchieri o le assicurazioni, ma pagano i risparmiatori, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Votammo contro come Lega, ma un conto è votare contro all'opposizione, un conto è andare a Bruxelles in tanti e cambiarle queste regole. Pensate che abbiamo messo a bilancio come governo 1,5 miliardi di euro per risarcire i cittadini truffati dalle banche, ma stiamo ancora aspettando perché devono arrivare alcuni permessi dall'Europa. Sono soldi degli italiani da dare a altri italiani truffati da alcuni banchieri senza scrupoli, stiamo aspettando il permesso. Se ci date la forza, noi come Lega andiamo in Europa e il permesso ce lo diamo da soli. Non abbiamo bisogno di aspettare il permesso di qualcuno. Altrimenti, se avessi dovuto aspettare il permesso dell'Europa, la legge Fornero non la toccavo. Le tasse per gli artigiani non riuscivo ad abbassare. Se avessi dovuto aspettare l'Europa sull'immigrazione, ne sarebbero arrivate altre centinaia di migliaia, perché siamo brutti, cattivi, razzisti, egoisti, fascisti, populisti, nazisti, mentre siamo persone normali. In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare, altrimenti si sta a casa, punto. E se ti becco in Italia a far casino, a spacciare droga, ti rimando a casa, punto. Non mi sembra una roba così strana. Però, che fatica. Quindi il 26 maggio, se ci date una mano, l'Italia torna al centro della politica europea, e se ci date una mano, a me piace mantenere la parola data. Un uomo vale la parola che dà. E quindi al di là della firma, se io stringo la mano, guardo una persona negli occhi, i patti li mantengo. Siamo al governo, io ho mantenuto i patti nei confronti degli altri. Sull'autonomia mi aspetto che anche gli altri mantengano la parola data ai veneti. Perché perdere tempo non serve a nessuno. Perdere tempo non serve a nessuno. E quindi se qualcuno ha cambiato idea basta che lo dica, e noi sappiamo cosa fare in ogni caso. Quindi in bocca al lupo. Vi chiedo da qui al 26, siccome li abbiamo contro quasi tutti quelli che non vogliono cambiare sono schierati, ma basta che accendiate una televisione qualunque per rendervene conto. No, non c'è una trasmissione che non parli male della Lega, un giornalista, un professorone, un cantante, un attore, un calciatore, tutti contro la Lega. Dateci una mano voi, dateci una mano voi. Contiamo su di voi, e io mi tengo ben stretta la popolazione, fra virgolette, normale, e gli lascio gli intellettualoni, i professoroni, i giornalistoni, quelli che ci spiegano che bisogna accogliere tutto il mondo, però tanto pagano gli altri. Quindi bisogna accogliere tutto il mondo, tanto pagano gli altri. Chi sceglie la Lega ad Arzignano e in Europa fa una scelta chiara in un momento di difficoltà economica. Prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo. Prima vengono i veneti e poi viene il resto del mondo. Per le case popolari, bonus bebè, i contributi pubblici, abbiamo 5 milioni di connazionali poveri. Le televisioni non lo ricordano perché ci spiegano che ci sono i poveri in giro per il mondo, è vero, ma oggi, martedì di maggio,
in Italia, nella ricca provincia di Vicenza, in questo paese ci sono 5 milioni di poveri che devono scegliere se fare il pranzo o la cena, perché siccome non hanno i soldi non possono fare il pranzo e la cena. E io ritengo non diritto, ma dovere di un sindaco e di un ministro usare i soldi a nostra disposizione prima per questi 5 milioni di italiani poveri e poi per il resto del mondo. Grazie a tutti, viva Arzignano, viva Alessia, viva la Lega, vi voglio bene, vi voglio un mondo di bene. Grazie. Ecco, abbiamo sentito l'intervento del ministro Salvini pochissimi minuti fa ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Il maltempo in primo piano, resta l'allerta rossa sulla Romagna. Parolin sullo stabile occupato. Si voleva attirare l'attenzione su di un problema reale. Questo è il motivo del gesto dell'elemosiniere del Papa che ha riattaccato la corrente nello stabile occupato vicino alla chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, secondo quanto evidenzia il cardinale segretario di Stato Vaticano. Sul ponte di Genova, prima interdittiva antimafia ad un'azienda, e la Tecnodem di Napoli, commissario ha risolto il contratto. Guerra dei dazi USA-Cina, borse giù anche in Asia, ma Trump ottimista anche se prepara una nuova lista di prodotti da tassare per 300 miliardi di dollari. Addio alla Roma di De Rossi, andrò lontano dalla capitale. In conferenza stampa spiegherà come prosegue la sua carriera. I social network in prima pagina, WhatsApp, un virus infetta. Con una chiamata, un virus ha infettato diversi smartphone soltanto attraverso una chiamata tramite WhatsApp, senza bisogno che ci fosse una risposta. Cala dopo 12 anni la produzione di energia pulita in Italia, Legambiente, investimenti lenti, a rischio obiettivi al 2030. Altre notizie, operazioni contro un clan ad Ostia, ci sono degli arresti. Allora, poi c'è morto Gabetti, consigliere degli Agnelli, aveva 94 anni, i funerali saranno in forma privata. Allora, grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Chiedo alla regia di mandare in onda una canzone di Albano, adesso la scegliamo qui dal nostro sito che riguarda la musica. Allora scegliamo Felicità, vediamo un po', no, ecco, ce l'abbiamo qui, vediamo un po'. Allora, grazie a tutti e ringraziamo anche Albano Carrisi che è stato ospite oggi qui con noi.